Io mi chiamo Marco Diana e sono un maresciallo dell'esercito italiano riformato perché ho avuto il cancro per motivi del servizio che facevo. Il mio cancro si chiama carcinoide neuroendocrino dell'iglio metastatico multiplo a livello anche epatico. Un cancro non curabile, purtroppo, non più. Questo è stato diagnosticato nel 1998, dopo che durante il servizio ho avuto un blocco totale di tutte le mie funzioni. Io riuscivo soltanto a sentire, ma non riuscivo né a vedere, né a parlare, né a muovere nemmeno un arto del mio corpo. Marco Diana ha partecipato a numerose missioni NATO all'estero. Come capo istruttore missilista ha lavorato in tutti i poligoni sardi. Erano molti i miei compiti. Uno era quello di occuparmi del settore missilistico, reggimentale, non solo, manutenzione, addestramento, impiego, uso. E l'altro compito era quello di gestire l'armeria convenzionale contro carri. Facevo anche tutti i servizi armati, polveriere, campi, addestramenti. Gli addestramenti poi alla fine si vengono fatti sempre in poligono, perché non si possono usare le armi da guerra in una caserma. Una caserma puoi simulare, ma non puoi sparare realmente con proiettili da guerra. Nei poligoni invece puoi usare i proiettili da guerra convenzionali e non a tutti gli effetti come abbiamo sempre fatto. Quanti ragazzi sono morti, feriti? Quante esplosioni sono state durante la sperimentazione dei missili che io ho partecipato? Io, che sono stato in servizio, ho sempre usato gli armamenti dell'esercito italiano e quelli che abbiamo usato erano armamenti da guerra. Certo che usiamo armi non convenzionali e armi convenzionali. Chiunque dicesse il contrario sta dicendo soltanto bugie. Come possiamo noi difendere la nostra nazione se non impariamo e non usiamo praticamente armi effettive da guerra, convenzionali e non convenzionali, per poter addestrare il personale a combattere, a fare la guerra, a uccidere in nome del popolo italiano, per difendere il popolo italiano ed eliminare un altro popolo che ci sta offendendo? Se non usiamo le armi convenzionali e non convenzionali, come sappiamo quali effetti possono avere e come riusciamo noi ad addestrarci nel sapere che cosa succede quando esplode o scoppia, o gli effetti, la reattività, o le esalazioni, o gli odori, le polveri, le fiammate e tutte le cause che ci sono durante l'impiego di armi convenzionali e non convenzionali? Il personale militare deve essere addestrato perché deve sapere cosa va incontro in caso di guerra, qualunque siano le condizioni, perché in un terreno di guerra non sappiamo noi quali condizioni riusciamo a trovare, che siano favorevoli o sfavorevoli, il personale deve essere addestrato ai limiti dell'inverosimile. E questo l'abbiamo sempre fatto, e non soltanto io, dall'ultimo soldato al primo generale di questa nazione. Tutti abbiamo fatto questi addestramenti e tutti siamo stati a mangiare il fango nei poligoni. Che la mia malattia sia dovuta ad attività direttamente connesse con il mio espletamento del servizio, nella mia specializzazione o nel mio impiego, questo non è che lo dico soltanto io, ma bensì è sancito da una sentenza della Corte dei Conti di Cagliari del 18 dicembre del 2003, in cui è stato accertato scientificamente che quello che io facevo è direttamente correlato al mio impiego di servizio. Quindi, per forza, anche il poligono.